Ben tre gli episodi di veicoli in fiamme nelle ultime 24 ore nel veneziano. 2 furgoni si sono incendiati mentre erano in corsa, mentre nella notte a 2 veicoli commerciali, ad un'auto in sosta lungo via Noalese a Mellaredo di Pianiga, qualcuno potrebbe aver volontariamente appiccato il fuoco. In tutti e tre i casi, comunque, per fortuna non si sono registrati feriti. Il conducente del furgone, che all'improvviso a Marcon ha notato che dal cofano uscivano fumo e fiamme, è riuscito a mettersi in salvo e chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti dal distaccamento, oltre che di Marcon, anche di Mestre. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, il mezzo è andato completamente distrutto, però i pompieri hanno evitato che l'incendio si propagasse ad un campo di Gran Turco attiguo al luogo dell'incidente. Nella notte, invece, verso le 2:10, l'episodio, che potrebbe essere di origine dolosa, 3 mezzi parcheggiati dalla sera prima, tra cui anche una Panda alimentata a metano, iniziano ad ardere. Anche in questo caso salvifico l'arrivo dei pompieri provenienti da Mira, Milano, Dolo e Padova. Infine, sabato mattina a Stra, un altro furgone in transito prende fuoco, forse per un guasto di elettromeccanica. Parzialmente distrutto il veicolo. La raccomandazione è quella di far visionare i mezzi. Le alte temperature meteorologiche, infatti, possono favorire fenomeni di autocombustione.